Di approfondire la conoscenza e l'abitudine a lavorare assieme su singoli temi come società omologhe appartenenti alla rete Ambiente Veneto. Il tema è particolarmente interessante perché la rete ha la caratteristica di unire dei soggetti, innanzitutto tutti sani da un punto di vista sia patrimoniale che reddituale, in secondo luogo di individuare un bacino territoriale di operatori su bacini contigui. Quindi viene un'area del Veneto centrale che viene unita da questa relazione che c'è, che non è una relazione societaria quella della rete ambiente, è un contratto che lega questi operatori, che consente però di mettere a fattor comune alcuni elementi che determinano già delle sinergie. È già stata realizzata una prima gara per gli acquisti e sono in organizzazione altre gare per la centralizzazione degli acquisti, e questo porta un beneficio ai conti economici dei vari operatori che fanno parte della rete. L'esempio della gara già realizzata che attiene ai carburanti dice che abbiamo messo a base d'asta il prezzo che pagavamo noi come IM, che eravamo l'operatore più grosso di questo mercato di acquisto, l'abbiamo posto come base. Il bando ha determinato un'ulteriore riduzione del prezzo, il che significa che noi abbiamo avuto un beneficio modesto rispetto al beneficio che hanno avuto gli altri operatori, perché scegliendo per l'appunto il prezzo più basso i loro conti economici hanno beneficiato di una riduzione consistente. Non sottolineo tanto questi risultati e quelli che otterremo con le prossime gare, perché questi sono abbastanza evidenti, ma non li sottolineo perché l'obiettivo è un altro. L'obiettivo è percorrere una strada che ci porti a integrarci sempre di più, non solo per cercare le sinergie di breve periodo, ma per perseguire una aggregazione, così come quella prevista dal legislatore. I contatti che noi stiamo perfezionando sono sia con i soggetti che operano all'interno della rete Ambiente Veneto, ma anche con altri soggetti che sono fuori da questo bacino di operatività. Va notato che noi nel novero delle aziende di cui stiamo parlando siamo l'unica vera multi-utility che opera pertanto in tutti i settori dei servizi pubblici locali, oltre che sui mercati libero e regolamentato dell'energia e della distribuzione. Il processo aggregativo sta andando avanti con un lavoro fattivo da parte delle strutture aziendali e dei vertici aziendali. Siamo a ridosso del passaggio alla fase delle proprietà, in modo da ottenere delle indicazioni di carattere strategico. Come vedremo nel 2016 abbiamo dei programmi che sono finalizzati per l'appunto a determinare una coincidenza tra le proprietà che sono i comuni e le aziende. Le aziende stanno già, come dicevamo, imparando a lavorare assieme. Andremo a vedere quale sarà lo sbocco finale. Le decisioni non toccano le aziende ma toccano alle proprietà, che sono, come sappiamo, piuttosto variegate, nel senso che noi siamo gli unici che hanno un socio unico e quindi il modello di AIM che ha amministratori unici e socio unico è un modello che non ha tanti riscontri nel mercato, nel senso che noi siamo veloci, efficienti ed efficaci nel prendere le decisioni rispetto ad altre aziende che hanno sistemi duali per l'assunzione delle decisioni all'interno dell'azienda, ma che hanno anche compagini societarie molto variegate. Stiamo parlando di decine e decine di comuni. Questa è la fase che noi stiamo approcciando, quella nella quale si vuole far capire alle proprietà quanto sia il vantaggio di aggregazioni e quanto invece siano i pericoli di mancate aggregazioni. Noi siamo in attesa dell'uscita dei decreti della riforma Madia
i decreti sono previsti all'inizio dell'anno, le anticipazioni dicono che questi decreti regoleranno e daranno spinta ai processi aggregativi. Noi per parte nostra stiamo cercando di anticipare i tempi in modo da essere pronti nel breve periodo a arrivare a dei passaggi consistenti, concreti. In questa fase più di questo diventa difficile dire. Forse vale la pena di notare un fatto, e cioè che noi stiamo lavorando nella direzione delle aggregazioni in un modo abbastanza originale, nel senso che l'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere è un obiettivo di efficienza e di efficacia complessiva del sistema che andiamo ad aggregare. Anteponiamo l'approccio industriale e il core business rispetto alla partita di ordine finanziario e patrimoniale. Non ci sono debolezze da correggere, voglio dire, stiamo parlando di soggetti solidi da un punto di vista patrimoniale e finanziario e capaci di produrre ricchezza, con dei rating importanti. Quindi l'obiettivo è non subire un processo aggregativo imposto, ma creare un soggetto che abbia tutte le carte in regola e la solidità per competere in questi mercati. Quindi io sottolineo questo aspetto perché questo fatto apre delle prospettive importanti da un punto di vista industriale, cioè perseguiamo l'aumento della dimensione perché vogliamo arrivare a soglie di investimento che sono caratteristiche dei settori industriali in cui operiamo e che sono soglie necessarie per avere investimenti, quindi impianti, che determinano l'aumento della qualità e dell'efficienza dei servizi. Approfondiremo qualcosa quanto vogliamo, ma voglio dire, l'obiettivo non è, come dire, tecnocratico o efficientistico o economicistico. Siamo ben consci di qual è la nostra mission e vogliamo continuare a confermare questa mission nei servizi pubblici locali, quindi universalità di accesso, integrazione sociale e territoriale, le caratteristiche e i principi che l'Unione Europea ci impone di rispettare in questo mercato. Quindi un processo aggregativo, voglio dire, che non è economicistico o tecnocratico, ma tiene al centro l'utente e la mission di aziende come la nostra. Mi fermerei qui per quanto riguarda il processo aggregativo.